Grazie dell'invito, anzi sono molto contento che il professor Finocchiaro abbia concluso citando anche l'apporto della storia dell'umanità, perché di questo io poi mi occupo anzi in particolare di documenti dell'età medievale, dell'età moderna, e inizio con una veloce suggestione che mi piace proprio condividere con voi. In latino recordor significa ovviamente mandare a memoria. Da un punto di vista prettamente etimologico, mandare dentro il cuore, cor. Però questa pratica del mandare a memoria, recordor, la si utilizzava creando dei solchi, creando delle tacche, un po' come fanno i carcerati sul muro o come facevano i monaci benedettini sui ceri e sulle candele per ricordarsi dello scorrere del tempo. E questi canali intrecciati del tagliamento sono straordinariamente simili a questi solchi che rappresentano la memoria. To record, in inglese vuol dire proprio registrare, e i records vengono anche chiamati i solchi delle memorie digitali, addirittura il solco del cervello ha questa configurazione. E il tagliamento non è soltanto un'allegoria, ovviamente, è una realtà, ma allegoricamente questa sua configurazione a canali intrecciati ricorda molto da vicino il valore profondo della memoria, perché il tagliamento è anche dimensione sincronica, quindi tutta una serie di cose che sono avvenute nel corso del tempo. Noi oggi viviamo in una dimensione ovviamente sincronica, legata al presente, non diacronica, ma riuscire a seguire la storia del tagliamento attraverso i documenti di cui le nostre comunità sono anche ricchissime, significa in qualche modo recuperare quella sapienza delle generazioni che ci hanno preceduto e anche le storie che in qualche modo si sono incardinate sulla vita del tagliamento, che partono ovviamente dalla necessità di coabitare con il tagliamento, si diceva addirittura nei villaggi del Neolitico, fino ad arrivare ovviamente ad epoche più recenti, con una risorsa che diventa indispensabile ma che anche fa paura, proprio perché nella sua irruenza viene vista come un pericolo dal quale non è possibile però allontanarsi, perché vita e morte per le popolazioni antiche erano profondamente intrecciate, proprio come i canali del tagliamento stesso. Compare in maniera antichissima nei documenti il termine, si è così spesso confuso quel tiliaventum come la terra dei tigli. Questa è un'etimologia che ormai è stata superata da tempo. Mi piace ricordare i lavori del professor Semerano, che insegnava linguistica a Firenze e che ha ritrovato un'etimologia che è splendida, che è bellissima, ed è legata al proto-indoeuropeo, quindi alle prime lingue che venivano parlate dalle popolazioni che si sono insediate, per cui talimu vuol dire fratello maggiore. E lo trovo quasi poetico, quasi commovente, il fatto che esistesse una costellazione di popolazioni, perché tali erano i proto-indoeuropei, che riconobbero in questo corso d'acqua un fratello al quale attingere, linfa vitale e ovviamente capacità di sostentamento. E poi abbiamo tutte le fonti che ovviamente sono note, sono sicuramente state compulsate e avvicinate da molti studiosi. Plinio il Vecchio lo ricorda proprio come con il termine tiliaventum, anzi lo divide tra tiliaventum maior minus, no? Il grande e il piccolo corso del tagliamento. Addirittura ad Alessandria d'Egitto, nella grande, incredibile biblioteca, c'è chi disegna la mappa del tagliamento, calcolando le distanze tra Ravenna ed Aquileia, cita questa importante vena azzurra che collega l'alto bacino dell'Adriatico con l'Europa interna, quindi con le vallate della Drava, della Sava, con il Danubio, e quindi con quello che all'epoca veniva chiamato il Norico. E questo geografo che ci lavora e che chiama tiliaventon in greco il tagliamento è Tolomeo, quindi non è uno qualunque. Io trovo appassionante
l'idea che il geografo di tutti i geografi che lavora nella biblioteca, che è stata l'antesignana di internet, potremmo dire oggi, perché raccoglieva tutte le memorie di qualsiasi cosa fosse stato pubblicato, in tutte le lingue della Koiné dell'epoca avesse trovato lo spazio importante per citare il tagliamento. Io ho visto a Borg di Ruvigne, no? San Pietro di Ragogna, e non posso dimenticare che nel VI secolo un pellegrino importante, Venanzio Fortunato, che cercava di ricostruire le vicende di San Martino di Tours dalla Pannonia a Tours in Francia, passa sotto Ragogna, sotto la rocca che sarebbe ben presto diventata la rocca longobarda di Reunia, e cita quella famosa frase che è super aquas instat Reunia, no? Ragogna incombe sopra le acque tiliaventi del tagliamento. Quindi è una storia che ha già una sua dignità documentaria, basterebbe questo, ma non ci accontentiamo come storici o come ricercatori, perché la memoria non appartiene soltanto ai grandi, non è soltanto qualche cosa che noi andiamo a scavare nei documenti ufficiali di Tolomeo o di un santo pellegrino. La storia, cantava De Gregori, siamo noi, prevalentemente, siamo noi che ci innamoriamo, che scriviamo le lettere, che combattiamo, che muoriamo, che partiamo. E la storia della nostra terra è intimamente intrisa e connessa con questo corso d'acqua. Nel mito addirittura, quando Apollodoro Rodio racconta che dal Caucaso lontano Giasone, l'eroe di tutti gli eroi, che è andato addirittura alla ricerca del vello d'oro, passa attraverso tutta una serie di corsi d'acqua dal Danubio, risalendo terre che sono lontane, che vengono cantate soltanto dai bardi, dagli aedi anzi, e giunge in località Nauporto, non lontano da Lubiana, si carica sulle spalle e sulle spalle dei suoi uomini gli argonauti, la nave Argo, e poi attraverso le varie vallate danubiane sconfina e arriva nell'alveo del tagliamento. È quasi una vertigine storica che ci trascina in un ambito che è precedente alla storia, cioè il canto che appartiene a tutti noi, perché è la nostra capacità umana di creare miti. Ma se esisteva un mito che raccontava un collegamento tra il Caucaso lontano e i confini del mondo, Medea la strega, il vello d'oro e il fiume Tagliamento, significa che esistevano percorsi millenari, preistorici, che collegavano queste genti e facevano, tra l'altro, già all'epoca le radici di quella che è la nostra consapevolezza di uomini di un'Europa che è plurale e che vive di contaminazioni e che vive di sogni e di intrecci. E pensare che il tagliamento è lì, in qualche maniera, a segnarne, a ricordare, no? A registrarne il passato, i segnali, è appassionante, è veramente interessante. Pensare che esistevano percorsi preistorici dell'acqua che partivano dal miracolo del Timavo, che sbocca dalla roccia, e risalivano poi fino ad arrivare al tagliamento che segna quasi un angolo mediano, e ritrovavano in una toponomastica incredibile Timau, che è come Timav, è lo stesso Dio, dal quale sgorga un fontanon, il fontanon di Timau, e c'è una località sotto Timau che è Paluzza, che non è poi così lontana come etimologia e toponomastica da Palù del Livenza, dove c'è un'altra grande acqua magica che è quella del Gorgazzo, che viene fuori, no? Che crea stupore e meraviglia, e io, ridisegnando nella mappa topografica degli uomini dell'epoca, siamo tra il 2500 e il 1500 a.C., mi rendo conto che il tagliamento è proprio l'asse mediana di questa via dell'acqua, della magia, della vita. Provo una forte emozione, ma non basta, perché anche in questo caso noi tratteremo soltanto dei macro eventi legati a popoli che hanno saputo leggere nella grandezza del mito e della religione il valore del tagliamento. Ma ritengo ancora più appassionante ritrovare nei documenti d'archivio le storie minime della gente comune che nel corso dei secoli ha costruito la sua vita. Come poter immaginare
le pievi della Carnia e tutto l'insieme di cultura, economia, pietà, religione, bellezza, senza i clapons del Tiliment, senza i sassi. E, come diceva Tito Maniaco, la fatica dell'andarli a prendere e portarli su, a costruire muraglioni e luoghi santi e sacri che sintetizzavano nel corso della vita la vita di una comunità, segnando nei catappani dei pievani le annate di maggiore ricchezza d'acqua o siccità, l'avvento di lupi famelici che entravano nei villaggi, i battesimi, i funerali, cioè quell'intreccio di vite vissute che fanno la storia, che non è fatta dai generali e dalle battaglie che si vincono, ma è fatta dalla gente che vive e che si aggrega nella comunità e che ha bisogno di memoria, e nei confronti della quale noi abbiamo l'obbligo di memoria, pena l'anomia, cioè la mancanza di identità, pena l'Alzheimer della storia. E se l'Alzheimer è la peggiore delle malattie che possa capitare all'individuo, l'Alzheimer storiografico è la peggiore delle malattie che possa colpire una comunità. Io non posso pensare, quando passo sopra il ponte di Pinzano, che non è lontano da casa mia, della fatica dei chatars, cioè dei traghettatori, di quelli che portavano dalla Carnia profonda con la fluidazione bestie, merci, animali, greggi. E non posso non pensare alle cronache medievali che mi raccontano dei pirati del tagliamento. Divento matto quando trovo informazioni sui pirati del tagliamento che tra 500 e 600 aspettavano le piene del fiume, arrivando chissà da dove, per approdare in maniera, immagino, miracolosa, perché la piena del tagliamento non è una cosa normale, verso le rive, caricare sulle zattere tutto quello che riuscivano a rubare, compresi i bambini da vendere alla sublime porta del sultano, o donne che sarebbero finite in chissà quale harem e scomparire in lontananza. E non posso pensare alla grande piena della fine del Cinquecento, che addirittura trasforma in un'isola la comunità di San Paolo, che per 100 anni diventa un'isola dentro il tagliamento, che sopravvive solo in virtù della pastorizia. Solo le pecore e le capre possono dare sostentamento a quella realtà di un'isola, che con la piena successiva, come diceva il professore, proprio perché il corso del fiume cambia, si viene a trovare prima sulla destra e poi sulla sinistra del tagliamento. Quindi è l'isola che non c'è, San Paolo, è proprio l'isola fluttuante che è presente in tutte le saghe e in tutte le storie anche della nostra infanzia. Bellissimo. O i fantasmi dei 30.000 cosacchi che nel 1799 arrivano a superare il guado di Ragogna prima della piena, perché il generalissimo Suvorov deve mordere i glutei all'armata di Napoleone, 1799, e impongono alla comunità di Ragogna la possibilità di sfamare 30.000 cosacchi e soprattutto alloggiare 30.000 cavalli. Sono storie, sì, come quella del pellegrino che viene da Bacia, Lorenzo de Bacia. Bacia è un nome balcanico, Bačka Palanka si trova vicino a Belgrado, nella Vojvodina per essere precisi, che muore davanti a Venzone, edificata con i sassi del tagliamento, e il prete di Venzone decide che un pellegrino che arriva umile, senza armi e senza denaro, e che muore davanti alla tua città, ha il diritto di essere sepolto davanti all'altare maggiore, tra le famiglie più importanti. E la sua lastra non è un emblema, è il bordone del pellegrino con la mano del pellegrino. Andate a vederlo, non è tanto lontano da qui. È un senso di sapienza, no? È un senso di condivisione. E potremmo ovviamente procedere ed andare avanti, mi fermo perché i tempi sono contingentati, ma soltanto con questo tipo di raccomandazione. La ricerca storica ha un valore etico profondo, deve avere un valore etico profondo, perché altrimenti non ha ragione d'essere. È la responsabilità nostra, che viviamo in un eterno presente, ciascuno di noi vive il tempo nel suo presente, nei confronti dei nostri antenati, perché negare loro il ricordo della storia significa condannarli ad un oblio, ma le loro voci ci sono tutte, sono negli archivi, sono lì, aspettano soltanto che qualcuno le apra e le studi. E sarebbe doppiamente infingardo e duro
è inaccettabile nei confronti delle generazioni che verranno, non soltanto nei confronti di quelli che ci sono stati e che ci dimentichiamo, ma priveremmo della giusta memoria anche i nostri figli e i nostri nipoti. Fare del male al tagliamento, distruggerlo, rovinarne la meravigliosa differenza dal punto di vista geologico o biologico, significa in qualche maniera incidere anche su quei records, significa spianarli e condannarci a quell'Alzheimer di cui credo nessuno voglia essere affetto. Grazie.